Bella raga, ciao a tutti dal Comendone veneziano. Oggi andiamo a scoprire la storia dei giochi di Formula 1 comendiani fino al 2010. Primo gioco Codemaster per PC, rientrato dopo 2 anni di assenza, che 2007-2008 non c'è nulla. Ho messo anche un po' di periferiche, un po' di roba. Signori, un viaggio lungo, tortuoso. Faccio dei gameplay veloci perché sennò ragazzi viene fuori con il video delle Olimpiadi 3 anni, 2 mesi, 15 giorni. Ma ci gustiamo. La storia della Formula 1 con gli aneddoti comendiani. Signori, la storia della Formula 1. Retro gaming fino al 2010. Io godo. Ragazzi, partiamo. Allora, cominciamo con il primo gioco. Vado in ordine di annate, ma può essere anche che ci sia qualche vaneggio, quindi ve lo dico. Questo che mi deve arrivare la scatola, però è in ritardo da Vinted. Eccolo qua, per Sega Mega Drive, il gioco di Ayrton Senna. Tanta roba, e questo lo vediamo, anche non tutti, dopo ci sarà il gameplay e vi spiego anche il perché. Quindi questo è il number one, Sega Mega Drive. Poi, questa è la storia, Grand Prix 2 PC, questo non lo vediamo perché devo installarlo con DOS, è un casino, ci metto troppo tempo, quindi ci sarà un video apposito su Grand Prix 2, anzi proprio sulla storia di Grand Prix, mi manca solo l'uno, vabbè, però ecco, non poteva mancare Grand Prix 2, che tra i tre che ho, 2, 3, 4 è quello che piace meno, ma non tanto perché è più vecchio, ma proprio perché se c'è il 3 è il più bello, per me come gameplay il 4, vabbè, lo sapete, è la cosa più moddabile della storia della Formula 1. Poi abbiamo un gioco, e qua cominciano i pianti comendiani. Formula 1 96, questo, che dire, cioè il mio primo gioco di Formula 1 giocato in maniera abbastanza seria. Non serve aggiungere altro, PlayStation 1. Poi abbiamo forse il più bel Grand Prix come gameplay, Grand Prix 3. Questo mi ricordo che ho giocato a una demo da piccolo, però ero scarsissimo, non che sia più forte, ma tanta roba, anche questo, forse abbiamo già visto questo in un video PC, ma lo riporteremo quando parleremo nel dettaglio su proprio la serie Grand Prix, che è la miglior serie di Formula 1 della storia, appunto. E questo lo vediamo però, questo lo vediamo. Poi abbiamo due giochi, che non mi ricordo adesso la stagione, forse la stagione vecchia, forse questi 92, boh, non mi ricordo onestamente. F1 Pole Position, SNES e Game Boy. Noi ci vediamo la versione migliore, che sono uguali, guardiamo però la versione SNES. Super Nintendo, questa no, però ce li ho entrambi. Ho preso prima questo e poi questo qua. È perfetto. Bel gioco, cioè carino, però è chiaro che c'è molto di meglio. Poi, forse il più bel gioco della storia della Formula 1 per noi boomer anzianotti. Formula 1 97, questo è il capolavoro PlayStation 1. Cioè, c'è poco da dire. Formula 97, la storia. Primo gioco giocato proprio in maniera aggressiva. Sull'emozione del 97 esce 98, forse il peggior gioco per PlayStation 1 di Formula 1. Orrendo, brutto, quasi inaccettabile, però ce l'abbiamo e ce lo teniamo. Poi Formula 1 99 è già un piccolo miglioramento, ma non è ai livelli del 97 per me. Comunque, un buon gioco. Questo forse è anche la safety car, mi sembra. O forse anche il 98, non mi ricordo. Buono. Poi abbiamo questo che in francese, quindi lo proviamo, però non mi ricordo neanche i tasti. F1 World Grand Prix, Nintendo 64. Bel gioco, sinceramente, che purtroppo l'ho preso in francese per spendere niente e quindi faccio un po' fatica con la lingua, ma va bene, insomma, comunque è un buon gioco, ci sta, diciamo che per l'epoca ci sta, secondo me, non mi esalta come altri, però non è neanche orrendo, dai. Ecco. Poi ragazzi arriva un altro pezzo da 90 della storia della Formula 1, F1 2000. Questo è poi nelle qualifiche, Gaston Mazzacane sale al quinto posto, cioè che è mai successo, ma va bene. Questo è un capolavoro con una colonna sonora che vabbè, lasciamo perdere, una delle cose più belle del mondo. Poi, altro capolavoro, F1 2001, primo per PlayStation 2, anche questo non ha bisogno di presentazioni,
Purtroppo ho perso il Blu-ray con la stagione 2001, bestemmi in polacco, forse lo riprenderò per quello, però tanta roba. DVD comunque ovviamente, non Blu-ray, scusate. Dopo, forse il gioco più giocato da Kuma negli ultimi anni, Grand Prix 4. Non ha bisogno di presentazioni, il capolavoro. E dopo andiamo con la serie di Formula 1 che riprende insieme, che secondo me hanno portato la serie un po' a dormire. Cioè nel senso, senza infamia e senza lode, su certi mancavano anche come si dice, le sovraimpressioni ufficiali. F1 2002, F1 2003, F1 2004 ed F1 2005. Ripeto, giochi molto simili tra loro, senza infamia e senza lode. Qua, diciamo, la serie c'era un po' appiattita anche per il discorso che la Ferrari vinceva sempre e quindi c'era un po' meno seguito, me lo ricordo, però è andata così, insomma, raga. Questo è quanto, raga, questo è quanto. Ok. Mettiamo bene. Ok. Poi abbiamo super capolavoro F1 Championship Edition, prima per PlayStation 3, purtroppo tenuto da culo. Ne vorrei prendere un'altra versione, questo è uno dei più bei giochi della Formula 1, appunto, quando ce lo vediamo per Play 3, solo la grafica è qualcosa di mostruoso. L'ultimo proprio anche se non erro, del studio Liverpool, non so, comunque della Sony, vabbè, comunque capolavoro, poco considerato ma giocone, incredibile. Poi abbiamo questo che è stata la stagione 2005 per PSP, non lo vediamo perché ci vediamo nel 2005, però non poteva mancare. Poi abbiamo quello della PlayStation 3 era la Championship Edition, 2007-2008 non esistono giochi, e 2009 abbiamo F1 2009 per Wii, col bundle, col volante, noi lo giochiamo col joystick, però se no ciao, perfetto, e F1 2009 PSP. Due buoni giochi, ma è chiaro che graficamente come gameplay crollano rispetto a quelli di precedenti, ma d'altronde la Codemaster aveva appena preso i diritti, quindi ha puntato prima su Wii e dopo con questo è cominciata la nuova epopea Formula 1, eccolo qua, F1 2010 per PC, il quale riparte la serie fino ai giorni nostri, che con alti e tanti bassi secondo me, però vabbè, accontentiamoci, almeno abbiamo un gioco di Formula 1. Raga, adesso chiudo un attimo e voglio portare l'ultimo gioco come menzione speciale. Eccolo qua, F1 Challenge 99 2002 che vediamo. Uno dei più bei giochi non tanto come grafico, gameplay, ma come idea. 4 stagioni in uno, cioè qualcosa di meraviglioso con Juan Pablo Montoya in copertina poi. Questo rimane, ce l'ho sia per PlayStation 2 che per PC, adesso vediamo la versione PC. Cosa possiamo dire di questo gioco? C'è una roba devastante, meraviglioso, e sarebbe stato bello che magari vedere la Codemaster fare sta cosa, visto che ha sempre i diritti del gioco, almeno fino a quando è arrivata l'Electronic Arts, peccato, vabbè. Comunque, tanta roba, F1 Challenge 99 2002. E adesso andiamo a giocare. Iniziamo con Ayrton Senna Super Monaco GP2. Purtroppo manca la confezione che arriverà nei prossimi giorni. Andiamo. Eccolo. Ciao ragazzi, andiamo un attimo lezioni per capire i tasti. Ok, allora accelerazione B, freno quadrato, ok, sì, quadrato, ciao, sono andato. Ok, e te lo godi ragazzi, te lo godi a cannone. Allora, Senna GP. Vai. Qua proprio parliamo della High Story automatico. No, però facciamo una cosa, scusa. Vai. Ok, io sono quello in basso, ragazzi. Vediamo un po' velocemente così perché sennò diventa un video troppo lungo.
non so se c'è la modalità arcade. Eccola là. Sono le qualifiche, Comunque questo, ragazzi, è un gioco iconico perché c'è Senna, cioè ci sono niente di incredibile, per carità, ma per l'epoca questo non l'ho vissuto ovviamente. Cioè, c'erano anche i danni, ragazzi, danni migliori rispetto a quelli degli ultimi Formula 1, ragazzi. E si gode. Starting dalle qualifiche, ok. Ecco, ma rigiochiamo un po'. Così si vede ancora meglio. Vai. Facciamo un attimo la gara e poi andiamo a vedere altri giochi, perché sennò diventano video lunghissimi. Sicuramente la modalità campionato è bella, perché mi ricordo, non mi ricordo se i piloti ufficiali hanno i nomi leggermente storpiati, non me lo ricordo questa cosa. Ma siamo ancora con lo stile vecchio, questo è lo stile di Formula 1 di una volta, cioè così, parliamo di inizio anni 90, raga. Anche il Kuma era piccino, per fortuna, anche se sono anzianotto, anche il Kuma era piccino. Comunque, signori, questo è Ayrton Senna Monaco Grand Prix 2, ciao, che ne so. Secondo gioco, F1 Pole Position, Super Nintendo, ho anche la versione Game Boy, ma noi andiamo con la versione Super Nintendo, che è chiaramente fatta meglio. Eccoci, ciao, vediamo la versione Game Boy World Grand Prix, ma sì, one player. Noi siamo questo, Vabbè, guarda che bello, però, Team McLaren. Non me ne ricordavo però anche le cose ufficiali, milioni. Michael Schumacher, round 1, South Africa, bello. Non mi posso ricordare tutto, ragazzi, sono una persona un po' così, facciamo ancora un po' più. Vai. Sì, subito race, non c'è tempo da perdere, race. Tutto con le. Sì, tutto ufficiale, signori. Guardalo, auto setting, va benissimo. Vai. Exit, partiamo. In testa la corsa, Michael Schumacher, no, con un altro gioco. Oh my gosh. Ok, vai. Eccolo qua, qua parliamo di un gioco veramente. Per certi versi ha una grafica migliore ovviamente a quello di Senna, però sta cosa che c'è il sopra e il sotto così l'avrei evitata io, sinceramente. No, ecco, milioni, altro che, cioè è impossibile da capire però sta roba, cioè non me lo ricordo perché mettere sotto, cioè sotto la cosa e sopra, diciamo, l'intertempio, l'avrei fatto un po' diverso sinceramente, però va bene. Qua, comunque la grafica, ripeto, la grafica è stra migliorata, addirittura licenze ufficiali, livree, non dico visibili, però livree comunque già molto più riconoscibili, vedi che una Benetton, una McLaren e soprattutto un Kuma, una pippa. Niente, ormai siete rumori strani anche il temporale, ragazzi. Comunque questo è F1 Pole Position per Super Nintendo, vedi tutti gli intertempi, può essere anche carina come cosa, però è tanto invasiva secondo me. Questo portava un po' di problemi, che su Game Boy era completamente diverso, cioè, rispetto a questo ovviamente è il gioco dei giochi, Facciamo il giro e poi salutiamo. E questo buon F1 Pole Position, un gioco per Super Nintendo. Eccoci qua, ragazzi, PlayStation 1, si parte con Formula 1 e qua abbiamo già qualcosa di per noi molto più riconoscibile, perché sono chiaramente comincia a essere nera come indiana come età, e questo era molto bello. Questo è il 97 bellissimi, dopo il 98 si è perso, il 99 leggermente meglio, ma Grand Prix, cioè sentite le colonne sonore, single race. Credo che ne sono stati anche altri dentro, io faccio vedere quelli che ho io,
ovviamente. E qua Michele, ovviamente, Michele Schumacher, Benetton. Andiamo con Interlagos, va bene. Subito race. E questo è tanta roba con la telecronaca del grande Murray Walker and Officer Products Formula World Championship Licenza Formula 1 Administration Limited, proprio in inglese, perfetto, con le colonne sonore ufficiali, ovviamente. Cioè sì, le colonne sonore ufficiali con le sovraimpressioni ufficiali, che sono una cosa fondamentale nel Formula 1, che poi hanno tolto perché sono deficienti, perché non puoi togliere delle cose, delle caratteristiche dell'F1, le sovraimpressioni sono una cosa fondamentale, cioè non solo, poi va bene. Io ho sentito dire da gente, guardate che roba, da gente che gioca anche in Formula 1 in maniera seria, che fa tutto il figo così con la, serve il peccato ma non il peccatore, bisogna dire, che addirittura erano brutti Formula 1 di una volta perché potevi ritirarti così dal nulla per il motore, invece no, sai, ma questo è il bello della Formula 1 che non c'è più adesso, no, adesso è bruttissimo, va bene, sto zitto che è meglio perché... Vai! Guardate ragazzi, ricorda ovviamente molto il 97. Non ho impostato meteo, robe, danni, volevo farvi vedere il gioco com'era. Interlagos, signori. Con la telecronaca di Murray Walker, in un inglese che è di padrelingua, però possiamo magari attenzione. Guardate che bella, che roba è, ma che giochi erano, ma perché dopo hanno portato i giochi di Formula 1 comunque a un declino? Attenzione, dai, che siamo al solito canonico giro, un canonico. No! Mamma mia. Male. Schumacher in una difficoltà quasi atroce forse. Pareva che si creavano le cose, ragazzi, si creavano le cose. Ecco, torniamo. Sai che ha messo facile il livello, ovviamente, non voglio rompermi troppo le balle. Michael Schumacher, questo è Michael Schumacher, quando ogni tanto vi vaneggio David Coulthard, è così. La pronuncia di Walker è questa, ma vaffancuore però. Schumacher! Buono. Chiudiamo il nostro giro da ultimi. Oh, però comunque andavi fuori dalla pista, non era semplice rientrare, Comunque graficamente, cioè, per l'epoca parliamo di tantissima Heavy Irvine. Qualcuno i box, no. E buono raga, questo è F1. Il primo per PlayStation 1. Qualcosa di sublime. Che per la stagione 95 ovviamente. Raga, ci siamo, Grand Prix 3. E qua cominciamo a entrare su cose devastanti, importanti. Ok, grazie, perché vorrei che giocare. No. Dovrei avere tutto. Cioè, guardate anche i menu, cioè solo i menu secondo me sono una delle cose più erotiche del mondo. Ok, qua è tutto perfetto, ottimo, avanzate. Ok. Va bene. Andiamo. Facciamo no, però andiamo con... Facciamo la Williams di Villeneuve. Magari invitiamo no Brasil, facciamo San Marino. E facciamo però dilettante, che non ha voglia di rompermi i maroni. Guida. Gara. Continuo. Guardate qua. Ricorda il 3, il 4 ovviamente, però è un po' diverso. No. Prevista pioggia mostruosa, non vi credo. Porca miseria.
Facciamo morbida la bagnata, che nera. Vai, andiamo. Eccoci. Abbiamo solo questa visuale, ovviamente, ma guardate che roba, guardate che bello, cioè. Già un capolavoro. Voglio far vedere prima questo perché poi invece facciamo vedere la PlayStation 1 che siamo là come annate, quindi per capire la differenza abissale. Go, go, go! Mamma mia, un Imola così non la vedevo dal 1600. Però spettacolo. Questo è spettacolo, mamma mia. Attenzione, incidente, incidente, incidente. Guardate la Ferrari con la Benetton. E anche una Jordan fuori, ma c'è. Ragazzi, la pioggia sta creando vittime ovunque. Damon Hill è fuori, è fuori. Guarda come mi è chiusa! Non vedo niente. Non vedo niente. Però è un gioco a dir poco afrodisiaco. Adesso sto cominciando a riprendere un po' la mano. Tanta roba GP3, mamma mia. Questa è la stagione 98-99. Il capolavoro. Ma più o meno, ecco, la differenza di pioggia tra un punto e l'altro del tracciato comunque rende Grand Prix 4 The Masterpiece. Facciamo il giro solito canonico, The Canonic Gear, in un inglese che ormai ha fatto The History. Ecco, qua vado dritto, molto regolare. 9 giri in totale. Siamo settimi comunque, grande recupero, come vediamo. In testa alla corsa, Michael Schumacher. Buono. Siamo dilettanti ovviamente, quindi giro record fastest di Hakkinen. Dritto. Boh, non ho messo i danni, credo, perché... Però dovrei avere i danni in realtà, non lo so. Qualcosa è partito forse. No, non credo. E signori, questo è GP3, capolavoro assoluto del signor Geoff Crammond, uno dei più grandi. Eccoci qua ragazzi. Scusate, piccolo vaneggio cumendiano, uno dei tanti della mia gloriosa carriera. Eccolo qua, a Formula 1 97, questo è regalato dal mio fratello. Me lo ricordo, penso che una delle prime domande che ho fatto perché maneggiavo, perché amavo, cioè io amo la neve, amo le montagne, ma c'è la possibilità di guidare anche con la neve, perché giocavo anche ai giochi di rally, vabbè, insomma, un cubo un po' così, volevo la Formula 1 con la neve, forse un giorno arriverà, chissà. F187, License Formula 1 Administration, io la chiamavo Psygnosis, la chiamavo, che non sarà così, ma per me era Psygnosis. Senti? Ecco, io ho sentire questo, no, non vogliamo. No. Circuito, sì. Benvenuti a Melbourne. No, scelta pilota. Vediamo. Dai, andiamo con Michele Hakkinen. Modalità gioco. No, lunghezza corsa, furto. Principio sì, sterzo assistita no, freni no. Gara, danno no. Ma guarda sì. Stati i visori bandiere, cioè. Sì, però scelta pilota di Michele, grazie. Vai! E si parte. Aspetta. Eccoci qua. Benvenuti all'Albert Park per il Gran Premio d'Australia. Ciao. Il circuito si trova all'interno di un parco e dunque immerso nel verde dei moltissimi alberi e fa da cornice ad un laghetto centrale. Laghetto centrale. Anche se è stato utilizzato per la prima volta solo l'anno scorso,
Questo circuito sembra piacere molto ai piloti. Sì, beh. La presenza poi di rettilinei relativamente rapidi Melbourne, veloci su questo tracciato lungo Ralph, 5.269 metri Demonio. ci fa pensare di poter assistere oggi ad una gara sicuramente ricca di emozioni. Vai. Vai. I piloti sono allineati sullo schieramento e si stanno preparando per la partenza. Si vedono le Luci rosse. Le luci rosse si sono spente. Via. Partiti dalla griglia e tutti verso la Prima curva. No, vabbè, questo è il gioco. E questo! Guarda qua. No. Ha colpito Johnny Herbert. Vabbè, ma Andrea De Adami c'è la storia, sì. Fantastico! Chico! È partito bene. E davanti a Nicola Larini. Non ho sentito il mio meccanico, il mio ingegnere. Qua abbiamo The History. Oh, livello facile, ma sono già andati in fuga. Oh my gosh. Cioè, capite che è chiaro che è bellissimo il 95, il 97, quello che è, però avete visto cos'è il Grand Prix, la differenza comunque c'è poco da fare. Qua magari ne sono impressioni che non c'erano su quel Grand Prix là, ma però chiaramente con le mod, risolvi tutto, non so se in quegli anni ancora le mod potevano fare qualcosa, ma il discorso è che questo è più immersivo, telecronaca, è più televisivo, ecco. La bellezza di questo sta nell'iconicità di un gioco che ha giocato chiunque, anche chi forse non segue molto la Formula 1, cioè questo è proprio il The Game. Non so dire di chi sia la colpa, ma certo è stata una botta bruttissima. Sì. Scusate, la violenza comediana. Ora è quinto. E chiudiamo il giro. Mamma mia! Oh, mamma mia! Ha colpito Berger. L'avete capito lui stavolta, però. E finisce il giro con uno dei giochi più belli della history della Formula 1 targata PS1. Chiaramente usiamo la PlayStation 2 per comodità. Aspetta, non voglio sentirla. Secondo giro della corsa. Il pilota davanti farebbe bene a preoccuparsi dopo il tempo ottenuto in questo giro. Formula 1 98, la grande delusione dopo F1 97. Psygnosis. Vai. Con la McLaren in bella vista. Stai andando dalla parte sbagliata. Mi ricordo la TV, ve la ricordate la pubblicità? Chiaramente per chi è un boomer come me, che siamo dei millennials, boomerati. Tipo la pubblicità dello champagne, delle macchine distrutte, c'era su Mediaset questa pubblicità qua. Le musichette sempre belle però. Sì, sono su PlayStation 2 perché andare a tirare fuori la Play 1 non aveva senso. Un giocatore. Gara Gran Premio. Opzioni partita, vediamo cosa è. Vediamo. La musica è stupenda comunque. Allora. Gara. Mettiamo bandiere. Ma sì, proviamo tutto. Variabili. Intermedio. 20 giri così vediamo se è qualcosa di particolare. Dai, no. Mettiamo Schumi. Ho troppo bisogno di Schumi. Circuito però. Buenos Aires. Inizia. Caricamento, il demonio con la Jordan e Schumi. Il demonio. Demon Hill. Che non è Simone Inzaghi, il demonio. Noi siamo pronti per Fonseca, ragazzi, piccola cosa sul Milan, pronti alla Serie B, non c'è due senza tre. Vabbè, pensiamo a cose belle. Stiamo solo aspettando. La pioggia, ovviamente. C'è partenza Gran Premio d'Argentina. No! Cazzo!
qua va a vedere solo impressioni così, bellissimo. Di Formula 1 il 97 ce l'aveva, ma si mettevi più giri, forse anche questo allora. Mi fatalità messo più giù, però guardate la diversità. C'è una grafica a mio parere inferiore, una giocabilità, boh, non so, tutti abbiamo visto inferiore questo gioco. Che testa coda! Mi sembra proprio in difficoltà. Dovrà fermarsi ai box, Andrea. Non credo che ce la possa fare così. Ecco, Bandiera gialla alzata, c'è stato sventolando bandiera gialla. Che sfortuna, è fuori pista, sull'erba. Ed eccoci di nuovo in condizioni di gara normali, vedo la bandiera verde. Comunque mi sembra del 99 la safety car, niente, erano più l'alettone ragazzi, non più l'alettone. Perché ha perso la concentrazione in quel punto, è finito dritto fuori pista. Non c'è più l'alettone e piove. Crisi nera per la Ferrari qui a Buenos e mettiamoci anche Aires. No, ma che palle. Cioè, questo gioco è un po' deluso rispetto, diciamo, al 97 e non di poco. Vabbè raga, andiamo perché abbiamo tanti giochi ancora da far vedere. Questo è F1 Non so 98. dire se il testacoda è dovuto ad un guasto della vettura. F1 99, forse superiore al 98, ma ancora non come il 97, che rimane il migliore di questa, diciamo, decade come indiana. 97, 98, 99, 97 vince su tutto. Vai. Tan 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 tan. Bella, vedere questa cosa insieme a voi mi diverte troppo, fare la storia degli F1. Italiano. Gran premio. Allora, vediamo, gara singola, allora, circuito, andiamo con Espana, poi mettiamo pilota, dai, ci prendiamo la Jordan di Frentzen, è fermo Frentzen, imposta corsa, vediamo, allora, incidente testa coda, on, vediamo le cose, mi dicevano tante opzioni, livello normale, realistico, bandiere, tutte le regole, ritiri effettivi ridotti, ritiri, è difficile, ritiri effettivi, sosta assistita sì, partenza assistita sì, che siamo più obesi, istruzioni auto e opzioni, qua invece cosa ci chiede? Ah ok, niente. Qua ha già più cose anche da poter scegliere rispetto al 98, che ripeto rimane forse il peggiore di quegli anni là, a mio modesto parere, perché è modesto il parere, lo sapete, io sono un bambino modesto. Che bella, la storia della Formula 1, sarà poi la prossima che voglio fare la storia dei primi PES, Corsa. Warm up, no, corsa. Eccoci qua. In pole position, Mika Häkkinen. Michele. Accanto a lui abbiamo Michael Schumacher. Al Tanta terzo roba, posto era tanta della roba griglia, così. Eddie Irvine. Non so, sarà Al quarto forse posto, l'idea, però adesso è tutto al quinto posto tutto diverso, c'era un fascino all'epoca diverso, la penso così, non è solo nostalgia, è proprio tutto pattinato, tutto troppo uguale, tutto standardizzato. Pedro Diniz. Pietro. Ottavo posto per lo spettacolo iniziato. Dai ragazzi, con la Jordan, per la Jordan Mugen. Siamo a Catalogna. Se riesce a Ma prendere qualcuno si è ammazzato secondo me. ad effettuare il Mi sorpasso. pare. Ottima partenza, non c'è stato alcun problema. No, allora no, non sono andato via. Non ci credo. Non ci credo neanch'io. Un impatto davvero leggero, che non sembra aver provocato Meno danni. male. Questo già graficamente a fare dei passi importanti, secondo me. Non so, forse il 97 lo preferisco ancora come stile, però aspetta, penalità Irvine. No, stop and go. No, va bene, non me la ricordo. Ciao. Qualcuno si è ritirato comunque, Mamma mia, quanto vorrei fare delle serie su tutti i giochi, il problema è che non posso farla così e non vado a scaricare emulatori con il gioco originale e tutto, però così è difficile. Cioè, dovrei capire bene come mettere la telecamera, però è molto stilo, cioè può essere anche bella l'idea di giocare comunque retro così con la telecamera che riprende, però bisogna capire come, perché così è poco immersivo, come dicono quelli bravi. Comunque c'è un ritiro perché vedo il loghetto
Certo che ragazzi, il livello intermedio non vedo. Andiamo così. Visto che come giocabilità è molto meglio, Ok. Schumacher fastest. Ed eccolo qui. E questo è Formula 99, a mio parere molto molto più bello del 98. F1 2000, gioco bruciato, l'ho giocato poi in montagna, mi ricordo di notte che era piccolo, ero un po' un pazzo, mamma mia, tanta roba. Aspetta un attimo, speriamo bene nei copyright, ma adesso arriva la canzone. La più bella canzone della storia in un gioco di Formula 1, appunto. Ciao ragazzi, placebo o placebo, a voi la scelta, sulle pronunce io non dico niente, forse ci sarà il copyright, non lo so, io so solo che questa è la canzone delle canzoni. Speriamo di avere copyright. No copyright, no copyright, no copyright, no copyright. Devo toglierla perché se no rischiamo di andare in copyright. E questo è il gioco dei giochi. Andiamo in gara, cambia pilota Mazzacane, il mio idolo, una griglia personali. No, cosa ho fatto? Ma che cazzata ho fatto? Vabbè, questo merita qualche minuto in più comunque. Comunque hai capito il placebo o placebo. A voi la scelta, io non voglio discutere le pronunce, io discuto la canzone, che è stupenda. Mazzacane prima. Confermo, solo Mazzacane voglio. Ma no. Vi ho spoilerato il gioco, vi ho spoilerato. Ma sono in ansia perché F1 2000 è proprio ricordi. Nostalgia canaglia. Allora abbiamo Gaston, cambia circuito. Facciamo benvenuti nella pittoresca Montreal. Strategia. Previsioni di tempo. Vabbè, ciao. Qua provo a vedere però opzioni. Vediamo cosa ci offriva il gioco. Allora, realistico. Difficoltà medio, carburante, one, guasti on. Non c'era qua la safety. Vabbè, sole, ciao. Andiamo. Gara. Gaston Mazzacane, è il mio idolo. Vedo che modellino, ragazzi, della Minardi. Mamma mia, F1 2000, bellissimo, questo è proprio bello. Benvenuti al circuito Gilles Villeneuve di Montréal, sede del Gran Premio del Canada. E qua Ivan Capelli. Ecco lo schieramento di partenza. In pole. Vai, dobbiamo andare. Guardatela, la meravigliosa Minardi di Gastone. Go. Che partenza di... Siamo a Montreal, siamo a 8. No! Ecco, ho beccato Pedro Paolo Diniz. Questo graficamente è molto migliorato, si creano anche meno le cose. Come giocabilità forse il 97, il 99 sono un po' più simulativi, diciamo, però questo aveva tante belle chicche. Gene è in 20ª posizione. Eccolo qua, Gene è l'ingegnere più iconico forse della storia della Formula 1 questo, Attenzione che io vi sto portando delle dritte, ragazzi, delle robe che... Le chicche. Guarda che difficilissimo da guidare, mamma mia, se sono abituato con i nuovi giochi o con la tastiera di... Andiamo così, con Gastone.
quindi a livello intermedio stiamo superando tutti praticamente quella Minardi. Era un po', forse mi ricordo, un po' più semplice rispetto agli altri. Facciamo il giro e poi cambiamo era, signori, si cambia era. C'è qualcosa qua, boh? Mi sembrava di vedere qualcosa. Questo, ripeto, forse era meno bella di F1 della Sony, però aveva quel qualcosa che l'ha reso per tantissimi appassionati un gioco straiconico. 790K. Madonna, perché si è fermato? La lettura anteriore ha preso una leggera botta. Ma Entra in box adesso. sto qua immobile, ho problemi. Infatti, box? No, zero. Non lo so, mi si è fermato in mezzo. Sembra che tu abbia una ruota danneggiata. Infatti, benissimo. E finiamo il giro noni, comunque bene, con Gaston, Mazzacanese, speroniamo qualcuno. Quali sono le impressioni? Non c'erano ufficiali. Rallenta, hanno esposto la bandiera gialla. La Bomba lettura andata. anteriore si è staccato. Hai quasi fatto fuori una ruota, fai un pit stop. Ciao ragazzi. Ragazzi, GP4 e dopo ci sarà una sfilza di giochi Formula B, sì, ciao. PlayStation 1 l'ultimo e PlayStation 2 tantissimi. Ma adesso andiamo con GP4, signori, qua. Lo conosciamo, penso, abbastanza bene. Ci mettiamo? No, Giancarlone, dai, Giancarlone. Guardate che sexy questi occhiali che andavano di moda. Monza, va bene, ci può stare. Mettiamo dilettante almeno. GP4 opzioni gara. Vai, 10%, siamo metto personalizzato, non ho voglia di pioggia, grazie. Realismo, ovviamente, tutto. E qua chiaramente conosciamo bene il gioco perché lo stiamo bruciando con le mod degli anni passati. Gara. Alziamo un po'. Qua siamo chiaramente col monitor giusto per sto gioco, perché giocandolo sul monitor grande ho le bande che dopo tolgo in fase di editing, però questo è il vero Grand Prix 4 liscio, senza nessuna mod, è proprio il gioco ufficiale. Vai. Jean-Carl. E così dopo vediamo le differenze con i Formula 1 PlayStation 2. Vai. Vai. Attenzione partenza. Un po' balorda. Guarda già la grafica, pulitissima, bellissima. Ovviamente le mod la rende ancora migliore, però attenzione qua. Cosa succede? Qua qualcuno secondo me è inchiodato. Eccola là. Ce l'abbiamo fatta, siamo fuori. P11. Spero che le mod hanno migliorato un po' dei bug, proprio perché GP4 era pieno di bug, ragazzi, pienissimo, perché hanno fatto in fretta e fuori per farlo uscire insieme ai giochi per Play 2, però l'hanno ciccata, c'è anche la patch correttiva che c'ho in CD proprio, però GP4 comunque è un gioco, penso, adesso forse su PC è ancora più giocato dagli appassionati, perché è talmente pieno di mod e robe che è impossibile stancarsi di un gioco così. Lo stiamo giocando come su un PC, per quanto da gaming, ma non sicuramente il top mondo di quel periodo. Era un PC medio-alto, devi giocare quasi tutto per far capire un Need for Speed Underground 2, già a dettagli massimi laggava molto su un PC così. Ecco, posso far capire anche, chiaramente parliamo di un gioco del 2003-2004. Però fino ai giochi 2001-2002 vanno perfetti, poi qualcosa comincia un po' a rallentare, come questo che comunque non ha problemi
E finisce il giro a Monza. Adesso andiamo dritti, vediamo se becchiamo qualcuno. No, non ce la facciamo. Ah, addirittura bandiera nera. Ok. Qua ho ammazzato. Ah, c'è, vedi che c'era, che pippa, scusate. Non ho messo, comunque c'è chiaramente, ovviamente, questa visuale in GP4. E niente, raga, fuori Verstappen. GP4, the best. Formula 1 2001, primo per PlayStation 2. Stupendo a mio parere. Con la modalità spettatore, che so quando mi sono fatto un mondiale praticamente dove mi segnavo i punti con la carta e penna, come adesso praticamente. Con la modalità spettatore, Jaguar, Austria, vai. Troppo bella la modalità spettatore. Sì, come voglio partire in fondo. No. C'ho anche la versione PlayStation 1, che però, se non la facciamo vedere perché me l'hanno regalata, no, me l'ha data il Bode che mi ha fatto un recupero di videogiochi, c'era anche quello per Play 1, comunque la tengo, ma questa è un'altra cosa, ciao! Copyright, copyright, vai! No! Ma no! Posso deviare, riparti, grazie. Ok. Si è accesa la prima luce. Ecco. Ecco la quarta luce. Luce. Le luci sono Go! Madonna. Oh! Credo di aver sbagliato un po' la partenza, di poco, eh. Cioè qua cominciamo a vedere già una grafica più moderna. Rispo! Eddie Irvine sta soffrendo oggi. Ha strisciato contro il muretto. Madonna, ma che cazzo? Ma è così difficile? Cioè, beh, scusa un attimo. No, perché chiedo bene perché non capisco i problemi che ho, il joystick che è partita. Ecco la prima luce. Andiamo con l'analogico. Ne manca una sola. Partiti. O non ho messo qualche aiuto, cioè non ho qualcosa perché la macchina parte via. Credo di sì, forse è quello. Occhio. È stata una partenza pulita. Vai. La grandissima Jaguar. Di Eddie Irvine, sono Eddie Irvine. Anch'io amo camminare in una Val Bird Family. No, Eddie, devo volare? No, no vabbè. Cioè. Jarno Trulli ha perso il controllo, è finito nelle vie di Non me li ricordavo così gli incidenti. Essere in grado di tornare sul tracciato. Cioè, come potete vedere la grafica è bellissima, la giocabilità, anche il Kuma che non si ricorda più una minchia. Scusate il termine, questo comunque è F1 2001 dove potevi volare in un incidente mostruoso di Eddie Irvine. F1 2002. Adesso cominciano, diciamo, i giochi un po' tutti uguali, tra virgolette. È una fase della F1 un po' così, di stanca, diciamo. Studio Liverpool, grande Studio Liverpool, che hanno fatto per con l'F1 Championship Edition, che è magia. Continua senza profilo, io continuo senza il profilo. Vai! Questi sono quelli che ho giocato meno, onestamente. Simulazione. Weekend. Andiamo con la BM di Juan Paolo, che cominciamo a vedere anche queste belle cose. Facciamo... no... vai, Nürburgring. Qua questi giochi ho giocati un po' meno perché, ripeto, si potevano uno con l'altro, non c'erano differenze abissali, un po' come adesso che adesso riprendiamo perché siamo cazzi. Però comunque non c'erano più differenze tra il 2001 e il 2002 che tra il 2033 e il 2024, però vabbè, lasciamo perdere. F1 in una fase secondo me che si rinnovano, anche il motore grafico, tutto, boh. Ah, qua c'è la presentazione addirittura del circuito, è vero, così. Con la gnocca.
Ok, andiamo subito chiaramente alla gara. Vai, sono sicuro, sono sicuro. E questo però è la dimostrazione che la perfezione esiste, la più bella intro della High Story, per distacco, per distacco. E mo vediamo. Buongiorno e benvenuti vedi al già, Gran Premio d'Europa per la nona presentazioni prova del comunque campionato del mondo FIA di Formula sempre 1 più televisive. 2002. Nella passata stagione Michael Schumacher sì. ottenne la quinta vittoria stagionale per la Ferrari, Che con bello, Juan questo, molto Pablo bello Montoya questo. su Williams BMW al secondo posto. David Coulter aveva conquistato l'ultimo gradino del podio su McLaren Mercedes. Ralf Schumacher aveva concluso il con le quarto sovraimpressioni posto, mentre nuove. Vai. È ancora bello il 2022, il 2002. Dai. Go. E si parte, ragazzi, con Juan Pablo Montoya. Grafica sì, buona, e comunque insomma ripeto, per il PlayStation 2 andava benissimo. Anche la giocabilità era buona, il gameplay era buonissimo. Però iniziava quella fase di F1 che poi porta al 2004-2005, a mio parere non proprio capolavori. Mancavano anche le sovraimpressioni ufficiali, ripeto, cosa in un gioco di Formula 1 fondamentale per l'immersività, per il TV, per tutto. 8. Se ho preso tutti i giochi che ho fatto spendere, tutti i giochi che ho preso con i soldi dei miei, mi viene da piangere. Grazie alla mami, grazie al papi che dal cielo ci guarda e ci protegge sempre. E questo, signori, è F1 2002. Mi rendo conto di non essere capace di giocare più questi giochi. È palese questa cosa, perché proprio il joystick, anche non mi trovo con sto joystick, troppo piccino. Almeno non sono andato a sbattere come con la Jaguar. Vediamo un attimo, vai. Abitacolo, esterna, mai usata l'esterna in vita mia, proprio per me era l'antitesi della F1. Però ecco, le battaglie su GP4, GP3 non le vedi su questi giochi. L'IA era un po' più sempliciotta, se così si può dire. Eccoci qua, raga, F1 2002. F1 2003. Questo me lo ricordo pochissimo. No, non mi interessa, dai. I giri salgono, la tensione pure, i battiti anche. Formula 1 2003. No, questo non lo ricordo. Ci godiamo la Sauber di Nicola. Malaysian Grand Prix. Vediamo, sono curioso di vedere questo che non me lo ricordo, sono sincero. In questo periodo, in questi anni giocavo tanto, sicuramente Football Manager di più, poi anche PES, tanto calcio giocavo in questo periodo, anche perché mi andava bene, quindi diciamo Champions e tutto. La Ferrari dominava. Subito in gara. Per forza. Palle però. E piove, strano. Guardate, però vediamoci qua la grafica, devo dire che però ha fatto un salto importante, Bisogna essere sinceri, vedo una differenza, Proprio nella piccola del circuito la monoposto. Sì. Vedo un bel salto qua, E che non mi piace il layout qua dei dati, questo fa schifo. Però graficamente è migliorato, sì, non mi ricordavo, raga. Possiamo ritirarci, abbandona il giro di qualifica.
Abbandona. Pizzone, perché quando c'è Pizzone sono più tranquillo, ragazzi. Pizzone è il mio idolo. Io ho questi idoli qua, Mazzacane, Pizzoni, McNish. Ancora pioggia. Ma qua non c'erano presentazioni in stile TV? Però, vai, la pioggia è fatta molto meglio, signori, F1 2003. Vai, 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 vai. Bene, no, devo dire che invece, ora non so cosa, forse il 2004-2005, però qua vedo veramente dei miglioramenti importanti grafici, ragazzi. Gameplay buono. Sì, non hai i tempi ufficiali, ecco. F1 2003, PlayStation 2. F1 2004. Raccomandato da Rubens Barrichello, quindi prevedo un gioco orrendo, ma scherzo. Grande Rubegna. Continua. Presentazioni sempre stilose, come questo lo dobbiamo certo dire. Vai. Un giocatore simulation, qua c'è la carriera, weekend di gara. Andiamo con la Renault di Alfonso e andiamo a Sakir in Bahrain. Ecco qua vedo però, per esempio, qua ci sono le TV style, quelli bravi, aggiornato. Che è bello, mi hanno un po' rotto le balle, cioè, il mio preferito rimane, a parte quello anni 90, però quello diciamo del giallo e blu era bello, giallo e celeste era bello. Poi per lo solamente mi piacciono anche quelli moderni, tipo gli LG, quelli là anche del 2009-2010, erano carini, che erano stagioni un po' di merda, quello è il problema. C'è di sessione, gara, sì, qual è la gara? Vai, ecco questo per esempio graficamente secondo me è meno bello. Per quanto ci sono le sole impressioni ufficiali, perché le vedo, ma graficamente molto meglio del 2003 secondo me. Ma è il mio gusto però, la macchina è fatta da schifo secondo me. Scusate, il modello della macchina non mi piace, però comunque insomma è questo che dico, comunque le differenze sono minime, comincia a essere sempre quello, ecco, questo mi sento di dirlo, per quanto ma non frena, ma quando cazzo devo frenare questi giochi quelli? Adesso questo ingegnere tipo ce lo sentiamo per 30 anni. Guardate il Bahrain all'inizio era molto, insomma, era un circuito vuoto essenzialmente perché era appena erano le prime stagioni. Dopo la prima, questa è la prima del Bahrain in realtà, no? La first season nel 2004, la prima edizione. Grazie! No, non gira, io questi analogici PlayStation 2, mamma mia, mi trovo da schifo. Come giocabilità lo sento meno rispetto al 2003, ripeto, poi la mia impressione rispetto a un gioco da 30 anni sti giochi, quindi beh, per la livrea di Staleno è bellissima.
Grazie, grazie. Eccola qua. F1 2004. Buon gioco. Ma vogliamo qualcosa di più. F1 2005. Dolby Pro Logic 2, signori, con il Pro Logic 2 dominiamo il mondo. Per sentire questa bellissima canzone del Studio Liverpool presenta. No, copyright. 2005, vai, basta. L'anno di Istanbul, vabbè. Non ci pensiamo. Oddio no, non mi interessa adesso. Ok, allora facciamo un giocatore. Weekend. Mettiamo la barra, andiamo Istanbul, dai. Vediamole facile, proporzionale, sereno. Boh, qua ci avviciniamo in Formula 1 dopo quello di Play 3 che rimane una delle più belle cose della history, the history. Alla fine non erano male neanche questi, dai. Cioè rispetto poi ai giochi di adesso su 100 volte superiori, però è chiaro che abbiamo visto la differenza più grossa prima, adesso cominciano a standardizzarsi un pochino, ecco. Istanbul Autodrome. Scegli sessione, gara, vai. Addirittura la proporzionale anche su 3 giri praticamente, cioè 5 giri, non so, 6 giri comunque nelle box così. Bello, questa è una cosa bella. Buongiorno e benvenuti al Gran Premio di Turchia in diretta dalla bellissima città di Istanbul. Juan Pablo Montoya partirà dalla pole. Perfetto. Qua ricorda molto l'F1 Championship Edition, che c'è anche il 2006 per Play 2, ma chiaramente esce la Play 3, che faccio, non mi prendo la Formula 1. C'è la versione della Formula 1 ha origini molto antiche per il come. Ecco, questo forse però ha il layout di giri, cose più brutte in assoluto secondo me, tra i più brutti. Sai perché non avevano messo qua quello ufficiale, diciamo, in game? 18° al momento, 18°. Ecco, per esempio questo a me come giocabilità non mi fa impazzire, ecco. Perché stiamo giocando a livello facile, però non sono troppo diversi uno dall'altro. Belli, sicuramente non brutti, anzi, però c'è da poca innovazione, ecco, questo possiamo dirlo abbastanza oggettivamente. Poi c'è questo effetto qua che non mi piaceva tantissimo, questo effetto movimento che si potrà togliere credo, però. In questo momento sei tra i primi 10. No, poi è incredibile, cioè nel 2007-2008 non c'è stato niente, cioè pazzesco. Due belle stagioni sul Toro 2007 con il primo anno di Gigi e poi chiaramente dal 2009 che sa con una grafica bella con due livrei che amo, Drone GP e Renault ING, è peccato per me almeno, anche se le macchine erano brutte da vedere, piccoline, saranno scatolette le chiamavano io. Cos'ha la macchina? Ha dato una penalità forse? Raga, F1 2005. F1 Championship Edition, uno dei primi giochi PlayStation 3. E qua ragazzi abbiamo veramente una roba che ancora adesso ha una grafica sensazionale. Io lo dico.
E poi c'è questa, una canzoncina che mi casa troppo. La Formula 1 con le canzoncine andava sempre di brutto, cazzo. Dai. Na 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 na. Però dove l'ho trovato un altro che ha 1000 postazioni, retro, moderne, PC retro, Play 3, Wii U, altre robe, io ho 1000 postazioni. Che brutto avere queste passioni, sono bello il collezionismo, però ragazzi, se penso ai soldi spesi mi viene un po' da piangere, ma è proprio il bello delle collezioni. Vabbè, non mi interessa. Scusa, perché? Però dovrei avercelo, però io avevo qua. Sto usando un altro profilo allora. Beh. Che palle, raga. Questo è una beffa atroce. Ci sentiamo tra un attimo che non vorrei. No, vabbè, facciamo presto, dai. Ciao. Sì. Che strano, però ho salvato il mondiale, ho cantato tutto. Vabbè, qua così vediamo un po' il layout Play 3, dai. Ci sta. Giocatore singolo. E qua andiamo con Nicolino Rosbif, guarda che bello. Indianapolis, difficoltà, no, medium, danno di impatto sì, proportional, what sì, variable, penalty, sono di gara, treasury, lanciata, così c'erano questi, diciamo, erano le opzioni. Manca la safety car, cioè questo sarebbe il gioco perfetto secondo me, perché la safety car, ripeto, è importante in un gioco di Formula 1, perché comunque ti dà la possibilità di rivoluzionare un po' il tutto. Però questo gioco qua rimane uno dei più belli della storia della Formula 1 in assoluto. Peccato che devo sistemare queste, però perché l'avevo venduto quello che avevo comprato con la Play 3, porca miseria. Joystick Play 3. Vai. Inizia il Gran Premio. Sherry Session. Gara. Sì, io parto ultimo. Grazie per essere Eccolo qua, e qua abbiamo già un graficotto di tutto rispetto. Siamo al Motor Speedway di Indianapolis, sede Senti la grande Claudia Peroni, la bella Peroni. Negli Stati Uniti non c'è pista più famosa dell'Indianapolis Motor Speedway. L'assetto delle vetture qui può essere davvero impegnativo. Giro record barrichello 1,10. Per metà ad alta velocità e per metà con curve a gomito. Eccolo qua la griglia. Kimi Raikkonen. Vai, vabbè. Signori. Da fuori, però questo va visto così. Questa è la Formula 1 moderna, tra virgolette, nel senso, come sono essere giochi più moderni. Sovraimpressioni ufficiali, guasti bellissimi, rotture di motori incredibili, incidenti. Ripeto, manca solo la safety car, è il gioco perfetto. Carriera bellissima, partita con l'audatore, con le piccole squadre. Proprio questo è il gioco, ragazzi. Manca solo la safety car, no? Se capite la differenza tra questo e quello per Play 2, ecco. Questa che l'ho giocata addirittura su un televisore con la Play 3, non con l'HD. Me lo ricorderò sempre, cazzo. Vai, tanta roba questo, tantissima roba. Questo aveva proprio tutto, sovraimpressioni, carriera bellissima, grafica eccezionale, incidenti, guasti, vedi addirittura la bandiera rossa e gialla che non è quella del Lecce o della Roma, cioè voglio dire tutto qua c'hai proprio tutto, tranne la safety car e la red flag, ecco, se così possiamo chiamarla. Vai Nicolino Rosbif, che sbordura però, qua poi anche come si dice la telecronaca in tempo reale, dove senti se c'è un incidente, se c'è una sosta ai box più veloce di un altro. Qua parlavano di brutto come le Adamic e la Peroni. Ci facciamo i 13 qua, è giusto, su un gioco così è giusto. Cioè senti sempre che aggiornano. Sentite che roba. È salito dal sesto posto. Montoya in sesta. Rispetto alla partenza ha perso una piazza.
di un'abilità mostruosa, ma che gioco è, ragazzi? Che gioco è? E adesso abbiamo Stage of Fake. Questo vorrei tanto portare una carriera, però anche qua non posso registrare dalla Play 3 da qua. Dovrei farlo con la telecamera, ma è un peccato. Un gioco così è un peccato. Mamma mia, pittura veneziano. Ne vorrei giocarlo, ve lo giuro. Ne vorrei giocare It's incredible come It's incredible. Siamo al giro finale per Michael Schumacher al comando della corsa. Raikkonen è secondo. 12esimi da ultimi, dai, in 2 giri. Non c'è il fastest però, A un giro al termine vediamo le prime 8 posizioni. Schumacher è al comando. È salito dal secondo posto. Guarda, bandiera rossa e gialla, qualcuno ha rotto. Terzo. Massa è quarto. Che bello vederlo, peccato, speriamo. È sceso dal quarto posto. Vediamo se c'è qualcuno che... Barrichello è sesto. Alonso è settimo. Ma sono Ha io? guadagnato 2 piazze. E Giancarlo Non sono io. Fisichella in Beh. ottava posizione. Non si vede, peccato, per un momento ho detto, boh, sono io che sto distruggendo il motore. Però avete visto la bandiera rossa e gialla, qua non c'è praticamente olio in pista, cosa più vista, chiaramente, forse non esiste neanche più, Adesso non voglio fare il classico boomer che si lamenta e basta. Però questo è un gran gioco. E poi hai Nicolino Rosberg, signori, dove c'è Nicolino Rosberg c'è emozione. Nicolino Rosberg. Michael Schumacher Vince. cambia la linea del traguardo, si aggiudica il gradino più alto. Vince Michele. Seconda posizione per Kimi Raikkonen. E noi comunque arriviamo 12esimi, dai, capito la difficoltà di sto Games. No, finito, ok, no. Perfetto raga, F1 Championship Edition, prima per Play 3. Una bestia. I problemi del 2005. Superb, come dicono quelli bravi, superb. Formula 1 2009. Con il bundle bellissimo. È chiaro che lo sto giocando non col volantino perché sennò divento rimbambito, ma lo stiamo giocando così. Con il joystick, ho quello dorato ma lo uso per GoldenEye, quello dorato. Vai. Questa è una grande illusione, perché? Perché è un gioco che potrebbe essere bello ma una grafica con tante limitazioni che lo porta a essere un buon gioco ma con uno gameplay molto arcade e una grafica molto curiosa. Nuovo Gran Premio. Prego, zoomiamo un po'. E chiaramente qua andiamo con il nostro Barrichello in Brown GP. Facciamo Valencia. Qualifying session. Vai. No, sono goldone. Vai. Questo chissà perché non ho voluto farlo anche in versione, diciamo, grafica figa, chissà. Gran Premio di Valencia lo faccio dalla vita con la Wii. Sono sulla Wii ragazzi, siamo sulla Wii, Gran Premio d'Europa, Valencia, Comunidad Valenciana. Il prossimo video story sarà su PES, quindi ragazzi rivedremo. Il circuito cittadino di Valencia comprende le strade vicino al porto e passa sopra un ponte rotante. Il tracciato presenta alcuni rettilinei Risultato ora al 100%. E si va ragazzi. Sì, non è che sia orrendo, Oh. Questo è un punto in cui il tracciato è scivoloso. No, sono una piccola, ho frenato il compulsante sbagliato. Cioè non è orrendo, attenzione, le cose orrende nella vita sono altre. Però, Nella guida alla gara alla curva 2. siamo passati dalla F1 che sappiamo. Lui c'è Button, Webber, Brulli. Questo siamo giocati. La difficoltà difficile è abbastanza buona, nel senso ci sta. Però è comunque un gioco semplice, è questo. Anche la grafica, chiaramente. No. Per cambiare, eccole qua. Questa è la grafica. Hai subito una penalità stop and go. Devi tornare ai box, ripeto, torna ai box. Eccoci qua.
questo è F1 2009, è chiaro, rispetto a tutto quello che abbiamo visto è molto inferiore, lo so, lo percepisco in voi questo commento, ma perché sta merda? Però non uscivano giochi dal 2006, vedi questo 2009, che fai? Non compri il bundle, che fai? Te ne privi? Solo col volante è impossibile, ragazzi, cioè col volante it's impossible, Kuma, it's impossible. La versione PSP paradossalmente, chiaramente graficamente meno bella perché la PSP è meno potente della Wii, però essendo in piccolo e tutto quanto è un po' più stilosa, se così si può dire. E comunque questo, ragazzi, adesso parcheggiamo la nostra Brown GP distrutta con una grafica da Play 2, cioè Play 2 alla fine, una Play 2 un po' migliorata, ma pur sempre Play 2. E questo è F1 2009. F1 Challenge 99-2002, questo è, diciamo, lo mettiamo tra il penultimo, perché l'ultimo sarà ovviamente aspetta, ma non ho settato come opzioni, non si è salvato, scusa. No, c'è. Ah, forse questo qua devo andare così. Andiamo con la bar. Facciamo Suzuki. Situato Ciao. circa 70 Tanta roba. a sud-ovest di Nagoya, l'eccitante circuito L'eccitante. combina due E questo è un gioco che non ha bisogno di presentazioni. Avere 4 stagioni in un gioco, rimane una leggenda. Hanno diverse le versioni per PlayStation 2 e PC. Per certe cose preferisco la Play 2 con la carriera ufficiale, cioè una carriera fatta bene che partivi dal 99 e sovraimpressioni ufficiali. Questo però era più reale come gameplay e come giocabilità. Quindi si compensano i due giochi, peccato non averne uno perfetto, che forse nelle mod si riesce a fare questo nelle mod, ecco. Qua io non ho ancora capito come, cioè io, ragazzi, io giuro dalla vita, non riesco ad andare veloce con le sessioni senza però non annullarle. Vai, gara. Salve a tutti. Salve a tutti. Benvenuti in Giappone. Il tempo, come spesso accade da queste parti, è eccezionale. Tutte le gare lo dice, quello è La il problema. temperatura è superiore ai 30. Vai. Oh, poi. Salve a tutti. Vai. No. Mamma mia. No. No. Cosa sto combinando? Aspetta. Ma no, ma È stato porca. un gran premio di... Sorry guys. Situato circa 70 km a sud. Ho i tasti un po' messi alla cacchio di Il cane. circuito di Suzuka combina due rettilinei con una sezione tecnica che comprende una curva a gomito, oltre a curve veloci e a 90 gradi. Di proprietà della Honda, il circuito di Suzuka ha una conformazione a 8 unica nel mondiale di Formula 1. È bellissimo. Difficile come... Ci ho perso il mondiale con GP4 l'ultima curva, però va bene. Dai, scusate. Vai. Salve a tutti. Sorry guys. Guardate la grafica però. E parliamo di un gioco del 2002. Go. Un F1 lo centrano! Sento un po'. Bursa, ha perso il lettone. No. Sono morto anch'io, però addio. Cioè questo, vabbè, questo come danni, come roba qualcosa. Questo è un GP4 diverso, ha delle cose migliori, altre peggiori. Il GP4 è più completo per me. Questo però ha un fascino, soprattutto nei danni, che veramente qua spacchi fuori qualsiasi cosa. Qua è bello per i ritiri, qua i ritiri sono spettacolari, C'è la macchina senza lettone. Superb. Pedro di... Siamo tutti distrutti qua, Siamo tutti distrutti qua. E questo, se pensiamo ai Formula 1, quelli della Play 2, 2002, 2003, 2001, 99, dentro la Play 1 c'ho qua
parliamo di tanta roba, è chiaro che sono del 2002 per non paragonare i giochi Play 1, però già il F1 del 2002 questo vince su tutto. La versione Play 2, ripeto, meno bella graficamente, però con le sole impressioni ufficiali in gara, con la carriera che partiva nel 99 nel 2002, però con un gameplay molto più arcade di questo. Quindi questo l'ho voluto mettere come special guest. Andiamo in box, visto che nessun gioco, siamo andati ai box. Badler. Andiamo ai box, no, ma Dio. Santo, meno male che il Pume voleva andare ai box. Allora andiamo a sfracellarsi per vedere il ritiro. Ah, c'è la sua impressione comunque. No, avrò messo i danni non massimi. Non lo so. Questo ragazzi è F1 Challenge 99-2002. Alla fine danni non ce li avevo, non capisco, la ritorno non ce l'ho, però ho messo a vedere probabilmente dei danni non completi. Eccoci qua raga con il gioco il più moderno dei vecchi, il primo F1 2010 targato Codemasters. Qua non ho i 21 nonni, quindi secondo me vedremo qualcosa di un po' vaneggiaso, boh, speriamo. Kubica. Allora, un giro solo gara, facile, sereno, vai. E chiudiamo così la storia con l'ultimo gioco che vediamo, il più giovane dei vecchi. Dai, chiudiamo con San Paolo, abbiamo già visto, ma chiudiamo con San Paolo. Oh, posto, potremmo andare? Vai. Questo è il primo gioco che ho tante speranze in Codemaster, secondo me non le ha tutte, diciamo, come si dice, soddisfatte, però dai, c'è di peggio. Ciao. Vediamo come vediamo, sono curioso. E questo è l'ultimo Games. Un po' breve, voglio portare la storia anche di PES e aggiornamento collezioni. Vediamo, vendone tante, potrei fare, non lo so, videogiochi aspetto una cifra. Potremmo fare aggiornamento collezioni, dischi, quello sì. Oh, ma che sembrano? Vorrei bassi tutto volume. Guarda che bello però. La storia. No, più bello questo di altri F1, per esempio me ne ricordo certi che fanno schifo. Vai. Pneumatici. Disponiamo di previsioni meteo lungo l'arco di 3 giorni. La meteorologia non è una scienza esatta, ma fornisce comunque buone Va ragazzi, scusate. La vettura deve scendere in pista, forza ragazzi! Dai, non sembra che forse riusciamo. Secondo me che se non mancano i 21 noni riusciamo in qualche modo. Spero. Vai. Stagione 2010. L'ultima. Diciamo questa è la prima stagione dei Formula 1 del nuovo millennio. Dai! Go! La grafica è molto bella, non possiamo dire che va bene la grafica, è chiaro che parliamo di un gioco vecchio ormai. Non so, il freno automatico, no, vabbè. Ho dimenticato di togliere gli aiuti, sono una pippa atroce. Vabbè, vediamoci sto. No, comunque che se non hai 21 li vedo tutto, Comunque qualcuno è andato a sbattere. Cioè, il freno automatico no. E che
questo mi hanno detto che è un gioco anche raro, nel senso che comunque adesso è difficile trovarlo fisico. Non lo so, mi pare una stronzata, però qualcuno dice questo. Forse per console. Passare ma fai attenzione, potrebbe cercare di chiuderti. Per una stagione sul 10 potremo farcela, cazzo, quando ho un po' di tempo. Perché non manca la safety qua, Bella starenò nera e gialla, comunque le no, sempre le livree più belle comunque. Sei all'interno delle turbolenze generate dalla vettura che ti precede. Vai Nico. Aderenza sull'anteriore. Vince Button. E finisce qua ragazzi, finisce la storia con F1 dal 90 al 2010 praticamente. Un saluto del comandante veneziano. Convincente, bella gara. E si gode ragazzi, si gode. Cannone. Mi sono divertito insieme a voi, spero di aver fatto un buon video e qualcosa di eccitante. Ciao!